Rieccoci nell'ultima parte del Sindaco Risponde. Vi ricordo che dalla prossima settimana registreremo questo appuntamento alle 17 più o meno, quindi non potete chiamare in diretta, però potete durante la settimana fare le vostre richieste al Sindaco mandando l'email a ilsindacorisponde@gruppotv7.com. Poi nella trasmissione ovviamente il Sindaco risponderà a tutte le vostre richieste, ricordatelo, mandate pure le email. Allora andiamo subito, Elisabetta, non so se sono prima messaggi o telefonata, però andiamo già con i messaggi. Come presidente della provincia, cosa ne pensa della statale 308 Padova-Castelfranco? Quanti morti? Disastro veramente. È una strada importantissima, perché ero ancora bambino, hanno impiegato tanto di quel tempo a fare questa strada, adesso bisognerebbe ampliarla, mantenerla, è veramente un grosso problema 308. Abbiamo sollecitato più volte la Regione a stare attenti anche agli incidenti mortali purtroppo, ed è frequentatissima ed è trafficatissima, è un problema. Beh, ma è stata fatta perché siccome è compito della Regione di quantomeno fare una manutenzione decorosa. Certo. E la risposta è stata fatta da parte della Regione oppure? Parzialmente c'è stata, è talmente trafficata che fanno anche fatica. Poi, ho sempre un problema, risorse. Ho capito, Sindaco, però muore la gente, ho capito le risorse, però muore la gente, insomma la Regione che ne ha la responsabilità dovrebbe fare qualcosa, non dico fare la doppia corsia, però quantomeno fare una manutenzione per le buche. Dopo l'incidente mortale hanno messo il cartello, qui c'era una buca, pensi lei, sembra quasi una presa in giro oggettivamente. Andiamo con il secondo messaggio. Brusegana, perché non si riesce a creare un'area cani dopo le varie richieste fatte? L'unico parco disponibile e recintato è quello in via Frassanelle, dove tutti portano i cani, anche se adibito a parco normale. Mi informo, perché obiettivamente non lo so. È anche un argomento a consulta, spero che la consulta si sia informata di questa richiesta, però mi informo anch'io, onestamente non so rispondere. Le aree cani sono sempre più gettonate, obiettivamente, poi gli animali continuano a aumentare giustamente, per cui c'è questo problema. È vero. Andiamo col terzo messaggio. Prima di organizzare eventi in prato, organizzatevi, perché molta gente ha bisogno di un bagno pubblico. Quando sono organizzati eventi per trovare ci sono sempre i bagni pubblici, perché è obbligatorio. Ogni evento ha i bagni pubblici. No, quando c'è il mercato no. No, ogni evento. No, il mercato è un evento? Per me l'evento è un'altra cosa, quella è un'abitudine. Per cui è vero, mancano i bagni. D'altronde è un problema molto complicato, devo dire. La sovrintendenza ha approvato in centro però, in questo caso, 5 bagni pubblici e stiamo facendo una gara per mettere i bagni pubblici. I bagni pubblici devono essere collegati ovviamente con le fognature, sono bagni autopulenti, è un po' complicato e costoso, devo dire. Però è una necessità, con tutti i turisti che abbiamo è una necessità. Però è vero che però per esempio che Prato alla Valle nell'evento lei dice il mercato, però c'è il mercato l'antiquariato, dopo ci sono Però Prato alla Valle c'è il bagno, pubblico. Sì, quello sull'angolo, sì, però il Prato alla Valle è grande, avrebbe bisogno magari di qualcuno in più durante gli eventi, dice il nostro telespettatore. Però lì uno dei pochi posti, abbiamo 3 bagni pubblici, per cui uno di questi 3 è proprio là. Io ricordo bene, glielo chiesi ancora 5 anni fa, si ricordi. Andiamo con l'altro messaggio. Il traffico al Bassanello è molto complicato di mattina. Si può pensare ad una soluzione? Lo chiede Antonella. Abbiamo in testa una soluzione.
l'assessore Michelici sta ragionando su questo, lo sto facendo assieme a lui. Abbiamo possibilità anche di ottenere i fabbricati, stiamo ragionando su questo. È una situazione un po' complicata, sotto l'aspetto viabilità, però si può fare qualcosa, è vero, c'è tanto traffico. Ecco, come riesce il sindaco a fare, cioè, quelli sono i due punti che si passa l'argine dalla parte per... Si può modificare qualcosa, far sì che la viabilità sia un po' più fluida, si può fare qualcosa, ci stiamo ragionando. Oppure trovare dei parcheggi e far sì che prendano il tram. Ovviamente quella è l'ideale. Quella sarebbe la mia. Ne abbiamo altri, Elisabetta, messaggi, non ricordo che numero è arrivato, credo fosse il quarto messaggio che ho appena letto. Allora, vedo che qui via Friburgo, qui vicino a noi, i lavori continuano per fare ovviamente la collinetta antirumore, definiamola così, e quindi stanno andando avanti a pieno ritmo, sindaco. Sì, stavo prendendo un appunto, scusate. Stanno lavorando, so che ne uscirà, io so che è stato contestato questo, alla fine ne uscirà qualcosa di positivo, per cui sarà più verde, meno rumori. Le cose, io voglio che non lo facciamo per politica o per partito preso, abbiamo dei tecnici in comune, validi. Ascoltiamo i tecnici, io capisco che molto spesso c'è qualcuno che non va bene, dice ma non mi ascoltano, non è che non ascoltiamo, è che non ascoltiamo quello che vogliono fare loro, è diverso. Quando dicono il sindaco non ci ascolta, io ascolto tutti, penso, spero, proprio ascolto tutti, ma spesso volentieri quando dicono non mi ascolta il sindaco è che non faccio quello che dicono loro, è diverso, molto diverso. Per cui sì, il massimo del rispetto di tutti quelli che fanno richiesta. Però abbiamo dei tecnici validi, importanti, per cui io penso, quando ho visto il progetto e ho parlato con i tecnici, assieme a Michelici, vice sindaco, io penso sia positiva, ho capito che a tanti non va, la maggior parte va. Certo, senta, tra l'altro ci sono state delle manifestazioni importanti per via ovviamente nella città sabato per ovviamente i morti che sono successi ovviamente in Calabria, c'è stata una manifestazione antifascista, insomma a Padova sotto questo punto di vista, sotto questo lato è ben presente, insomma è solidale. Padova è una città molto attiva sotto l'aspetto, anche perché abbiamo molti studenti, per cui è molto attiva, però quando manifestazioni sono un diritto delle persone basta che non sia violenze, per cui devo dire ringraziare le forze dell'ordine, il prefetto, il questore, polizia locale, perché stanno lavorando bene in sinergia, finanza, stanno lavorando bene, ognuno può manifestare, è il suo diritto, basta che non sia violenza, va tutto bene, e Padova fa bene a protestare quando trova il motivo per farlo. Senta, domani siamo in chiusura alla festa della donna. Le donne stanno prendendo sempre più piede, devo dire, sono molto favorevole, specialmente, non lo dico solo per piaggeria nei confronti di casa mia, che sia chiaro, o di miei nipoti o del mio assessore, assolutamente. Devo dire che spesso e volentieri hanno più buon senso, concretezza, per cui questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che hanno una marcia in più, spesso e volentieri stanno dimostrando che se la cavano bene e spesso e volentieri bisogna fare un passo indietro, non è sì che siano protagonisti assolute di qualsiasi cosa. Stiamo vedendo anche in questo caso, abbiamo al vertice sia come primo ministro, come governo e come opposizione. Secondo me è un bel segnale, anche perché finora non è che siamo stati eccezionali, proviamo a cambiare anche questo, forse qualche risultato in più l'abbiamo. Telefonata allora, prima di chiudere, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, buonasera, sono Marina e sto chiamando da Altichiero. Prego signora Marina. Io volevo chiedere al sindaco se si potesse fare qualcosa per tutte quelle biciclette e monopattini che vengono lasciati incustoditi sui marciapiedi davanti alle abitazioni.
Ne abbiamo appena parlato, signora Marina, si è collegata ora molto probabilmente. Molto probabilmente sì, perché sono rientrata da poco. Perfetto, il sindaco comunque le risponderà. Altre richieste? Nulla, grazie. Grazie signora Marina, prego sindaco. Ha ragione signora, so che sono pericolose, biciclette, monopattini messi in linea traversa, per i non vedenti, per le mamme, per i bambini, per qualsiasi persona. Noi stiamo facendo una campagna veramente informativa sui social per far sì che la gente sia responsabile. Però devo dire che abbiamo tanti di quelle biciclette monopattini perché è una città universitaria. Come ho detto prima, stiamo togliendo credito a chi parcheggia male e ringrazio le aziende che ogni sera raccolgono tutti i monopattini e mettono in maniera ordinata. Siamo sempre impossibile, però ha ragione, sono pericolosi. Chiudiamo ricordando che dalla prossima settimana questa trasmissione verrà registrata, quindi vi do l'email per mandare le richieste, il sindaco risponde @gruppotv7.com, prendetene nota e mandate pure fate pure tutte le richieste al sindaco nostro ospite durante la trasmissione, poi troverete le vostre risposte. Porta la mimosa la signora Lucia poi domani? Certamente, è sicuro? Anche tutti i miei assistenti. Quindi prende un mazzo di mimose per tutte. Sì. Grazie signor Sindaco, grazie di essere stato con noi, vi lascio con la programmazione di TV7 e ovviamente l'informazione con i reporter e poi i grandi film di TV7 Triveneta. Buona serata. Buona serata a voi.